colonnello Piccin, una carriera importante la sua, una carriera che parte da questo territorio, poi per un periodo l'ha lasciato, ora ritorna, ma il legame c'è sempre stato. Ecco, che cosa l'ha colpita di questo territorio e qual è stato il ruolo suo per renderlo ancora più sicuro e valorizzare le bellezze naturalistiche dell'Alta Marca Trevigiana? Noi forestali, prima come Corpo Forestale dello Stato, ora come Carabinieri Forestali, il nostro compito è la difesa dell'ambiente naturale, dell'ambiente umano, di ciò che è il territorio nel suo complesso. È ovvio che dobbiamo salvaguardare anche le risorse di questo territorio e le risorse in questo territorio sono le bellezze naturali sicuramente, ma sono anche le risorse di un mondo operoso che è il mondo dell'agricoltura con prodotti di grandissima qualità. Se pensiamo da una parte ai vigneti, proprio in questa zona siamo nel cuore del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, ma poi anche gli allevamenti, e gli allevamenti sia a livello di pianura, ma soprattutto gli allevamenti nelle malghe delle nostre montagne. L'uomo è prezioso per la salvaguardia degli ambienti naturali con la sua presenza e la sua partecipazione attiva. I ringraziamenti invece che vuole fare, adesso inizia il periodo... Prego. Ringraziamenti, io devo ringraziare tutti perché per poter fare bene il proprio lavoro, soprattutto il mio lavoro, ci vuole la collaborazione di tutti, la collaborazione in primis delle istituzioni, del nostro personale, la collaborazione dei cittadini, ma soprattutto la collaborazione della gente che opera sul posto. E qui, ripeto ancora una volta, sia in montagna, sia nelle colline, sia nella pianura, sia a livello di ambiente naturale, noi ci chiamiamo forestali, quindi veniamo dal bosco, ma anche in quello che è l'ambiente urbano e l'ambiente industriale delle nostre ricche industrie, dobbiamo avere la collaborazione di tutti. Io devo ringraziare tutti, solo lavorando tutti assieme si può dare il meglio e si può valorizzare un territorio. Consigliere Ziglio, il rapporto di Banca Prealpi San Biagio prima con il Corpo Forestale dello Stato e adesso con i Carabinieri Forestali. Innanzitutto sappiamo che la nostra banca si è ampliata anche con quel famoso detto dalle montagne al mare e ormai è sempre vicina a tutti quanti. Abbiamo avuto l'onore veramente, e io oggi sono anche orgoglioso che mi abbiano dato questo incarico i miei colleghi, presidenti e direzione, dei quali porto i saluti chiaramente, di essere io quello che agisce in questa giornata. Allora, noi abbiamo la fortuna di avere, oggi, dopo che abbiamo aperto l'Ufficio per l'Agricoltura, un ulteriore passaggio maggiore di espressione con il Corpo Forestale dello Stato. Io mi onoro anche perché vado a ruota libera, ma con il dottor Piccin, attuale colonnello, comandante regionale, ho un rapporto che penso vada al di là dei 30 anni di amicizia. Siamo sempre stati vicini al Corpo Forestale dello Stato, adesso ci troviamo con il nostro dottor Piccin, comandante regionale e dei Carabinieri Forestali, e per noi oggi averlo qui è un grande onore e ringrazio di essere qua come ultimo giorno del suo prezioso lavoro che ha dato a tutto il territorio dove è andato. Con Luciano Soldan, referente responsabile dell'Ufficio Agricoltura, Agroalimentare e Ambiente di Banca Prealpi San Biagio, quanto è stata importante questa sinergia che voi avete creato prima con il Corpo Forestale dello Stato e ora con i Carabinieri Forestali. Molto importante perché sia io che i colleghi Silvio Marcon e Laura Seravallo che appunto all'interno della banca seguiamo e ci confrontiamo con le aziende del territorio per quanto riguarda i progetti e gli obiettivi che hanno chiaramente in mente, avere la collaborazione prima del Corpo Forestale dello Stato e adesso i Carabinieri Forestali che hanno del personale qualificato e molto preparato per affrontare assieme e valutare quelle che possono essere problematiche dal punto di vista anche ambientale nel momento in cui si creano strutture nuove, possono essere cantine, possono essere allevamenti, qualsiasi cosa, perché loro seguono anche tutto il settore agroalimentare, diventa per noi una collaborazione e un confronto importantissimo, perché nel momento in cui un'azienda, un imprenditore parte con un'idea e questa idea è condivisa un attimo da tutto il territorio e assieme la portiamo avanti, diventa un'idea che poi realizzerà qualcosa di positivo.